Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Si è spento questa mattina all'età di 92 anni il maestro Ennio Morricone, Oscar, premio Oscar, tra l'altro anche è stato premiato con Leone d'Oro alla carriera alla 52esima mostra del cinema di Venezia, premiato anche in Senato, una carriera splendida quella del maestro Morricone, autore delle più celebri colonne sonore tra tutte. C'era una volta in America, una delle più belle, Mission. Sono tantissime le musiche che portano la firma del maestro Morricone. Era ricoverato all'ospedale dopo che qualche tempo fa si era rotto il femore, questa mattina appunto si è spento, ma allora rivediamolo in una delle ultime interviste. Cosa? Film. Non posso fare scelte io, no. In tutti i film ho cercato di fare il massimo, amo tutti quanti, però c'è uno che amo di più, ma non lo dico. C'era una volta in America. C'era una volta in America, uno di quelli. Poi c'è Mission, poi c'è i film di Tornatore, sono molto belli, alcuni sono straordinari, quindi non mi fate parlare perché ce ne stanno tanti altri, alcuni di Pontecorvo, altri di Montaldo. A lui tra l'altro la cosa che fa sorridere ricordando al maestro è che appunto, come abbiamo sentito nell'intervista, non ha mai voluto fare dichiarazioni sulla colonna sonora e sul film che lui preferiva. Bellissima tra l'altro anche un estratto di un'intervista che è stata fatta qualche tempo fa, in cui il maestro diceva, raccontava il forte legame che ha sempre avuto con il cinema, e diceva deve essere un tutt'uno la musica e il film è quello che si vede e che si ascolta, la musica è quello che racconta tutto quello che non si vede e non si sente in una pellicola, di conseguenza un legame fortissimo. E poi diceva deve piacere, vero, al regista, deve piacere al pubblico, ma soprattutto deve piacere a me, devo essere soddisfatto del lavoro che ho fatto, un lavoro egregio, tanto che proprio l'11 gennaio scorso, l'11 gennaio 2020 è stato ricevuto in Senato, ricevuto il premio proprio alla carriera in Senato dalle mani della presidentessa Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per aver saputo raccontare con la sua musica storie di valore universale che dal grande cinema alla televisione, dalla direzione d'orchestra alla composizione, hanno saputo incantare intere generazioni, divenendo testimonianza vivente del genio ed eccellenza italiana nel mondo. Omaggio ad Ennio Morricone. Che per lei, maestro? Non è previsto che io parli. Non parli? Sa perché? Perché sono molto emozionato. Una figura che è davvero il vanto italiano nel mondo. Quindi grazie al maestro e grazie al signor Presidente che ha reso possibile tutto questo. Una grande persona, un grande personaggio, tra l'altro anche dal presidente Zaia è arrivato appunto un commento per dare l'addio al maestro Morricone, e Zaia ha ricordato tra l'altro il concerto in piazza San Marco a Venezia del 10 novembre 2007, dice Zaia un concerto che resterà nella storia, come tra l'altro ha ricordato lo stesso Zaia anche il Leone d'Oro alla carriera che gli era stato conferito durante la 52esima mostra del cinema di Venezia, tra l'altro primo e unico compositore ad aver ricevuto questo riconoscimento. E note che sono nel nostro cuore, ha continuato Zaia, la porteremo per sempre con noi come massima eredità che ci lascia. E Zaia ringrazia sui social il maestro Morricone a nome di tutti i veneti. Ed è proprio il presidente Zaia che ha illustrato, ha fatto uno spaccato un po' della situazione ad oggi alla luce anche degli ultimi casi positivi, Covid positivi. Vediamo.
Si sta ricostruendo la provenienza dei 6 cittadini stranieri che, stando al bollettino diramato da Azienda Zero, sono risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Si tratta di 2 cittadini del Camerun, di una donna dell'Ucraina, di 2 persone provenienti dalla Moldavia e di un serbo. Da quanto si apprende da fonti regionali, si tratterebbe almeno in alcuni casi di cittadini di rientro dai paesi d'origine e tra loro vi sarebbero anche delle badanti. Rimane dunque alta l'attenzione nella nostra regione dopo i focolai dei giorni scorsi. L'ultimo, quello legato all'imprenditore vicentino di rientro da un viaggio di lavoro in Serbia e Bosnia, le cui condizioni rimangono gravi ma stabili. L'Usberica ha refertato 5 tamponi positivi legati al caso, mentre nelle ultime ore una trentina di persone ha contattato il numero verde per ricevere informazioni nel sospetto di un contatto con uno dei contagiati. Casi che preoccupano la regione, come ha spiegato nell'intervista esclusiva rilasciata alla nostra emittente il governatore Zaia, facendo il bilancio di un'altra impegnativa settimana. Oggi diciamo che la presenza del virus ci inquieta, ci preoccupa e direi che gli indicatori non sono assolutamente positivi. Il rischio di un contagio di ritorno, ovvero che arrivi in Italia da cittadini di rientro dalle vacanze o dai paesi d'origine, preoccupa e il presidente del Veneto chiede un intervento da parte dell'OMS. Io penso che sia fondamentale che le frontiere siano libere, che ci sia movimento, però è pur vero che dobbiamo avere una garanzia. Qui chiedo ancora a OMS che le frontiere le renda libere, assolutamente sì, ma che si confrontino i modelli sanitari. Intanto si attende per domani la nuova ordinanza regionale che potrebbe contenere provvedimenti più efficaci sulle quarantene. In tal senso ci si muove anche a livello di governo con il ministro della Salute Speranza, che ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero di verificare il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori. L'obiettivo è quello di studiare un'eventuale norma più stringente che riguarda la tutela contro il Covid proprio dopo il focolaio veneto. La verifica tecnica servirà anche di supporto alle eventuali scelte in questo senso delle autorità locali. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 4 Veneto Orientale, dove nei prossimi giorni arriveranno altri 6 nuovi tecnici destinati alle attività di controllo sul litorale, ha tracciato anche oggi i movimenti della turista austriaca che per 4 giorni ha soggiornato a Jesolo e che, rientrata in patria, è risultata positiva al Covid. Sembra che la donna non abbia avuto altri contatti al di fuori dell'hotel, inoltre non si esclude che possa essere stata già positiva quando è arrivata in Veneto. Ma non c'è solo l'emergenza sanitaria a preoccupare, anche quella economica, con il ministro Gualtieri che nella premessa del piano nazionale di riforma scrive che non c'è tempo da perdere per evitare una fase di depressione. Situazione critica anche in Veneto, dove pesa la lenta ripartenza del turismo. Non ce la passiamo bene, speriamo che questa recessione sia veloce, quindi si va giù e si torna su velocemente. Di certo è che noi sappiamo che il coronavirus ha pesato molto. E dall'altro vediamo che c'è questa fase di limbo, come l'ho definita io, no? La fase 2 è finita. La fase della convivenza è finita, adesso siamo in una fase nella quale sei un po' stordito, capisci che puoi camminare con le tue gambe, hai preso una botta, però non hai ben capito se ti arriva un altro pugno in faccia, quindi è una fase molto critica. E a proposito di Luca Zaia, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore, Zaia è la star dei governatori, si vede proprio la pagina del Sole. Tra l'altro pensate che in un solo anno le preferenze nei confronti di Zaia sono passate dal 62% al 70%, quindi in testa assoluta come governatore del Veneto, seguito da Federica del Friuli con un 59,8%, Tesei dell'Umbria un 57,5%, Santelli Calabria 55,3%, Bonaccini dell'Emilia 54% e il governatore dell'Abruzzo Marsilio con un 49,4%, quindi 70% Zaia, come si legge, la star dei governatori del Veneto. Adesso invece ci occupiamo delle case di riposo, andiamo nel Padovano, andiamo a vedere la situazione alla casa di riposo di Merlara. Covid addio, o almeno così sembra anche alla casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan di Merlara, che tanto ha pagato il numero di vittime per la pandemia. Da oggi infatti porte aperte ai tanti familiari che hanno potuto così riabbracciare i propri cari ospiti della struttura. Ben 34 le vittime da Covid in quei 4 mesi di porte serrate, forse troppo lunghi perché rimane fuori in attesa di notizie. Sono stati 4 mesi molto difficili per tutti, per gli ospiti, per la dirigenza, per gli operatori e anche per gli amministratori. Tuttavia adesso questa apertura era indispensabile proprio per diversi motivi, no? Perché innanzitutto per
per la vita economica, nel senso che la situazione così come era oggi, con gli ospiti quasi dimezzati, dal punto di vista economico era insostenibile. Insostenibile per almeno due motivi, quello economico e quello affettivo. Le rette anche del nostro pensionato sono piuttosto contenute e mancando metà degli ospiti, con il loro contributo riuscivano a far vivere in maniera dignitosa questa struttura. Ecco, in questo senso qui. Poi c'è un altro punto di vista molto importante, che continuano ad esserci richieste da parte del territorio. La gente, che ringrazio moltissimo, ha ancora fiducia in questa struttura e chiede di poter entrare. In questi 4 mesi non tutti sono morti di Covid, ma molti si lasciavano andare, molti ospiti si lasciavano andare perché mancava questa vita che loro vivevano all'interno della struttura. Dopo il periodo di emergenza Covid ci sono i sindaci dell'altopiano di Asiago che chiedono a gran voce che l'ospedale di Asiago torni ai tempi pre-Covid, chiedono che tutti i servizi vengano ripristinati. Tra l'altro si incontreranno proprio questa sera e stileranno un documento che sarà inviato anche al presidente Zaia. Sentiamo. Vorremmo e desideriamo con forza che il nostro ospedale ritorni ad erogare tutti quei servizi che erano in essere pre-Covid e quindi su questo noi non molliamo. Sindaci dell'altopiano in conclave lunedì sera, sul tavolo il futuro dell'ospedale di Asiago in questi mesi di emergenza Covid, attivato per cause di forza maggiore con il freno a mano. Adesso il territorio chiede che si torni alla normalità in vista anche della stagione estiva ripartita. Stileremo un documento poi da inoltrare sicuramente alla direzione generale e anche con molta probabilità anche ai nostri referenti politici, nonché al presidente Zaia. L'ospedale è importantissimo non solo per tutti i 20.000 cittadini che compongono l'altopiano e che da Rozzo a Enego contiamo ben 60 km, quindi distanze importanti fatte in montagna, ma poi anche una valenza turistica, una valenza di accoglienza turistica il nostro ospedale, perché molti ancora oggi scelgono il nostro altopiano perché abbiamo un ospedale oggi a Covid-0. Ecco, vorremmo ritornare alla normalità, vorremmo ritornare a far sì che anche i più semplici esami diagnostici si potessero fare ancora sull'altopiano, ancora in ospedale di Asiago. Ma l'incontro sarà l'occasione per discutere anche del nuovo ospedale, la cui inaugurazione è ormai imminente. La famosa inaugurazione dovrebbe essere il 27 di luglio. È chiaro però che a noi non basta la semplice inaugurazione di una struttura che poi all'interno non è riempita di contenuti e di fatti. Oggi l'ULSS 7 è una ULSS importante per l'Alto Vicentino, deve essere tutelata e garantita a 360 gradi e lo sforzo per mettere insieme i servizi in queste 3 sedi deve essere fatto da tutti noi, dai politici, dalla regione, dalla direzione sanitaria e dagli stessi operatori sanitari che lavorano all'interno dei nostri ospedali, perché il tutto va in un'unica direzione: garantire la salute ai nostri concittadini. Garantire il funzionamento di tutti i servizi del nosocomio di Asiago sarà possibile, non dobbiamo dimenticarlo, solo se verrà garantita la presenza in tutti e 3 gli ospedali dell'ULSS 7 di medici e infermieri. Non per essere una Cassandra, ma questo al momento pare non sia così scontato. È certo che tra la gente c'è ancora paura, visti anche i nuovi contagi, i nuovi casi positivi che si sono registrati nel Vicentino, ma anche nel Bellunese. Era da immaginarlo, visto il comportamento di tante persone, mascherine anche qua pochissime, per cui era presumibile che succedesse. Per me sì, è preoccupante, infatti ieri sera ho ascoltato. È preoccupante, è giusto che il governatore Zaia sia più rigoroso. La ripresa del contagio da Covid-19 preoccupa i bellunesi. Solo una settimana fa l'allarme in provincia per un nuovo focolaio a Feltre, che attualmente conta 9 persone positive, diverse decine a casa in isolamento fiduciario. La situazione è sotto controllo e il direttore del Dipartimento Prevenzione di ULSS Dolomiti, Sandro Cinquetti, ha ricordato come sia fondamentale restare a casa pur in presenza di poche linee di febbre. Il presidente Zaia oggi ha anticipato che lunedì la nuova ordinanza sarà volta a dare maggiori poteri ai medici. La ripresa del contagio in Veneto preoccupa? No, direi di no. Se ci stiamo attenti
giustamente. Sono stata al mare, però purtroppo ho visto tanti assembramenti, questo sì, devo dire la verità. Però penso che se tutti ci rispettiamo non ci sia alcun problema. Secondo me è un caso eccezionale, è uno che non ha tenuto conto di un minimo di ragione, cioè non ha ragionato proprio. Ti dicono che sei positivo e vai agli incontri di lavoro dopo, fai una festa, eccetera. È un suicidio in diretta praticamente. Preoccupano le eventuali restrizioni che Zaia giustamente farà. Speriamo in bene. Speriamo anche nei buoni comportamenti delle persone. Esatto, sì, speriamo perché vedo tanta gente tutte senza. Se ne fregano. Qualche minuto di pausa, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Adesso andiamo a vedere, perché sono andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri le ricerche di un uomo, un trentenne di origine straniera che si trovava però da tempo in Italia, che è caduto nelle acque del lago di Santa Croce. L'uomo non è più riemerso, è partito l'allarme che ha visto mobilitarsi i soccorsi, tra questi i sommozzatori dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri, però al momento le ricerche sono ancora in corso e le speranze si affievoliscono di minuto in minuto, quindi adesso insomma le ricerche stanno continuando, ma ormai non c'è più da sperare. E intanto invece una notizia che è arrivata dai carabinieri di Valli del Pasubio, che hanno denunciato per lesioni personali gravissime un 39enne scledense già noto alle forze dell'ordine, pregiudicato. Il soggetto è stato riconosciuto quale autore di una menomazione fisica permanente ai danni di un avventore di un bar di Torre Belvicino. Durante una serata infatti i due hanno cominciato a litigare, praticamente si tratta del 39enne di un uomo di 52 anni, pare che abbiano litigato per futili motivi, però al culmine del litigio l'indagato ha morso il dito anulare della mano destra della vittima e ha troncato di netto l'ultima falange. I carabinieri sono stati avvisati di quanto era accaduto dall'ospedale di Sant'Orso, dove appunto il 52enne si era subito recato per le cure. Grazie alle descrizioni che sono state fornite dalle persone presenti sono riusciti tra l'altro in poco tempo a individuare la persona che era, si diceva poco fa, già noto alle forze dell'ordine. È stato formalmente riconosciuto sia dalla vittima che dalle persone che erano presenti durante questa lite violentissima, ed è stato denunciato appunto alla procura di Vicenza. E intanto l'uomo, il 52enne che appunto a cui è stata menomata, tagliata la falange, a lui è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni, quindi una violentissima lite, abbiamo sentito, culminata con la denuncia di questo 39enne di Schio. Adesso invece ci occupiamo di viabilità, perché un po' in tutto il Veneto è stato un fine settimana da bollino nero. I lavori si sono invece spostati sulla canna a salire. C'è stato un po' di panico verso le 10:30, 11, perché il traffico a salire è diventato cospicuo, tanto da generare una leggera coda a salire, poi però tutto si è risolto. Il problema insomma in questo primo weekend di luglio si è spostato dalla canna a scendere a quella a salire verso la montagna, dalla sera alla mattina. Lavori in corso al Monte Baldo che si sono tradotti in 2 mattinate di coda sabato e domenica, un copione al contrario, deleterio soprattutto per la montagna bellunese. Io ho segnalazioni di gente che per fare 10 km ci ha messo 2 ore e mezza, e questo ovviamente è un problema che va risolto. Non possiamo fare eseguire questi lavori sempre d'estate in questo periodo. Il periodo estivo è il periodo dove soprattutto quest'anno, dopo il lockdown lunghissimo, che ci permetteva e ci può permettere di riprendere, diciamo così, il filo di un settore che per noi è strategico per la provincia di Belluno. Ma anche alla luce dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra sindaco di Vittorio Veneto, prefetto di Treviso e società autostrade, i problemi dovrebbero rientrare entro il mese di luglio. È presumibile che gli accertamenti strutturali che stanno eseguendo dovrebbero ridursi a 2 dei 3 weekend a seguire.
Nel frattempo, proprio in prefettura, si terrà nei prossimi giorni un altro tavolo, quello con le forze dell'ordine, per andare a incrementare i controlli sulla rete viaria provinciale, dalla Feltrina alla Treviso Mare. Treviso non ha il mare, Treviso non ha la montagna, ma è una zona di passaggio per andare al mare, alla montagna e anche al lago, ha una viabilità che sappiamo ha delle criticità strutturali e quindi con l'intensificazione del traffico bisogna ribadire quelli che sono la necessità di intensificare i controlli e mi permetto anche in questa occasione però un richiamo a quella che è il senso di responsabilità di tutti. Maggiori controlli sulle strade per le vacanze che nell'era Covid si fanno brevi, frequenti e a chilometro zero, con il sovraccarico soprattutto nei fine settimana della rete interna, ma l'appello resta appunto quello alla responsabilità di tutti. Di tutte le età mi verrebbe da dire, visto anche i fatti recenti tristissimi di questi giorni, sul rispetto di quelle che sono le regole del codice della strada, ma soprattutto tutte le regole prudenziali che dobbiamo avere quando siamo sulla strada come pedoni, come ciclisti, come motociclisti, come automobilisti. Trasporti e viabilità, andiamo a Vicenza dove l'assessore Matteo Celebron è abbastanza arrabbiato dopo i dati che sono stati divulgati da Legambiente, ma proprio quelli relativi a Vicenza dice sono vecchi. Sono dati, quelli del rapporto, che fanno riferimento principalmente al 2017 e al 2018, quindi fanno riferimento al vecchio mandato, al mandato variati, e soprattutto ci sono anche dati che hanno fonte del Comune di Vicenza addirittura del 2010. Ad esempio il Comune di Padova, che è stato premiato da Legambiente, ha dei dati negativi tanto quanto Vicenza sul tema dell'inquinamento e dati ancora peggiori rispetto a Vicenza sugli incidenti ogni 1000 abitanti. Vicenza ha un indice di 4, Padova invece ha un indice di 7. Questo perché? Perché il Comune di Padova, differentemente da Vicenza amministrata dal Partito Democratico e da Achille Variati, il Comune di Padova negli anni scorsi ha fatto programmazione e pianificazione, quindi progetti sul car sharing, progetti sul bike sharing, un utilizzo maggiore del tram chiaramente perché Padova risulta essere una città universitaria. Adesso stiamo lavorando per un futuro chiaramente migliore sulla mobilità sostenibile, stiamo lavorando con i comuni contermini per aumentare la ciclabilità, quindi le piste ciclabili di accesso alla città di Vicenza, ma soprattutto andremo a fare il PUMS, quindi il piano urbano della mobilità sostenibile, che vedrà la luce nel 2021. Quindi da una parte stiamo pianificando tutti gli interventi infrastrutturali con i comuni contermini e dall'altra parte stiamo preparando i documenti pianificatori per pianificare appunto la mobilità del futuro nella città di Vicenza. Torniamo adesso a parlare di assembramenti perché a Conegliano durerà tutta l'estate l'ordinanza anti-assembramenti per cercare di limitare al massimo qualsiasi contagio, viste anche quanto accaduto negli ultimi giorni nel Vicentino e nel Bellunese. Tra l'altro proprio domani ci sarà un incontro con le forze dell'ordine per cercare di fare un giro di vite ancora più potente. Noi accogliamo tutti, ci teniamo che ci siano, ma non abbiamo nessun altro pensiero che non la rigidità per coloro che si comportano male, per cui non sarà ammesso nessun tipo di svago che vada al di fuori delle regole prestabilite. Per tutta l'estate adesso stiamo verificando anche che alcuni locali che hanno un numero di persone più importanti si dotino di steward, perché è assolutamente indispensabile che vengano rispettate, come dicevate prima, le norme di sicurezza. Conferma l'ordinanza e rilancia il sindaco di Conegliano, la linea dura adottata a inizio fase 3 varrà per tutta l'estate. Questo significa che bar e locali dovranno continuare a chiudere a luna di notte con l'obbligo espresso di accatastare sedie e tavoli, legandoli per renderli non fruibili quando il pubblico esercizio è chiuso. Niente alcol poi dalle 21 alle 6 al di fuori di locali e plateatici e più in generale stop al bivacco nelle aree più sensibili della città come l'iconica scalinata degli Alpini. 20 le multe staccate lo scorso fine settimana, mentre in queste ore la situazione è stata più tranquilla e martedì ci sarà un punto con le forze dell'ordine. Ci sembra che funzioni molto bene, ma dobbiamo tararla perché ovviamente ci sono anche dei locali che in questo momento non è giusto che ne risentano a causa di qualche stupido che purtroppo si comporta male. Deve esserci elasticità da un lato verso i locali, anche perché escono da un lockdown molto lungo, e al tempo stesso deve esserci molta rigidità con chi si comporta male. Il provvedimento ha l'ok di parte del mondo del commercio. Io
da commerciante dico, noi ci siamo dovuti, da subito abbiamo dovuto comunque sottostare a delle regole precise e far sì che all'interno dei nostri negozi le persone entrino scaglionate seguendo tutti i protocolli di sicurezza. È giusto anche che nonostante siamo passati 2 mesi da queste prime ordinanze, anche e soprattutto durante il periodo della sera e della notte, soprattutto all'interno dei bar, vengano rispettate. Ai tavolini dei bar, nella prima domenica di luglio, l'aria è comunque rilassata sia tra addetti ai lavori che avventori. Giustamente magari qualche festa in più i ragazzi fanno un po' di casino, è normale, perché sono giovani. Di sicuro c'è abbastanza ordine, non ci sono tanti assemblamenti, anche perché qua vedendo in giro non ti siedi al tavolo con i distanziamenti e tutt'altro, non ti servono da bere. Sembrerebbe che la gente sia consapevole, quindi si cerchi di rispettare per quanto possibile, insomma. E a proposito di ordinanze, proprio tra poco alle 12:30 come di consueto ci sarà la conferenza del Presidente Zaia in cui particolarmente oggi illustrerà le nuove misure restrittive che interessano soprattutto il rispetto della quarantena, quindi insomma poi tra pochi minuti ormai, perché 12:30 sono ormai vicine, sentiremo proprio direttamente dalla voce del Presidente Zaia quali saranno le nuove misure prese proprio dalla Regione. Parliamo invece di scuola. A settembre si parte, sì, ma come? Perché restano ancora molti punti interrogativi sulle modalità della ripartenza della scuola. Scuola e coronavirus, scuola ed elezioni, il mondo dell'istruzione di fatto rimane in balia degli eventi. La data per il voto sembra essere stata individuata nel 20 di settembre a scuole, Covid permettendo, già riaperte e che per l'occasione richiuderanno per qualche giorno con tutto quel che ne consegue, quantomeno la sanificazione. L'opzione sono i palazzetti, ma anche su questa l'assessore all'istruzione di Vicenza è perplessa. Un'opzione valida, ma da quello che so io ci sono dei costi da sostenere e quindi che ci diano una risposta anche in questo senso. Non può essere scaricato sui comuni, perché comunque bisogna allestire dei seggi, bisogna allestire delle situazioni di sicurezza. E poi perché, passata l'emergenza sanitaria, non osare di più e dare qualche risposta? Restano da dare un sacco di risposte, per me è stato perso del tempo prezioso, non sono state messe le scuole neanche di provare a cominciare, dal mio punto di vista, dal momento che le scuole erano chiuse, qualche classe poteva ricominciare, tipo le classi finali, avendo uno stabile a disposizione e insegnanti a disposizione potevano cominciare come ho cominciato io. È chiaro che ci voleva il governo che desse via libera. Risposta e richieste dei genitori che chiedono il tempo pieno, il che significa mense, ma qui il lavoro è più lungo. Per le mense io mi sto organizzando, sto già facendo degli incontri, perché ricordo, quando dico che si è perso tempo, che non si può avere una ricetta uguale per tutte le scuole, bisogna fare un abito su misura e come i lavori sartoriali richiedono tempo e pazienza, anche la ricetta per ogni scuola va calata, va organizzata, va decisa assieme. Pertanto io auspico che si possa garantire anche il tempo pieno, allo stato attuale lo vedo abbastanza difficile. C'è un breve break, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta, tra pochissimo andremo ad ascoltare le parole del governatore Zaia. A Venezia ormai è tutto pronto, nella sede regionale della Protezione Civile tutto è allestito, lo state vedendo, i microfoni sono pronti per accogliere il Presidente Zaia che oggi ci darà tra l'altro le nuove linee guida della nuova ordinanza, un giro di vite ancora più potente, più forte, che va a interessare soprattutto la questione delle quarantene di chi si accorge insomma di essere o venuto in contatto con persone Covid positive o risulta positivo egli stesso al tampone. Intanto parliamo di calcio Padova, passaggio di turno per appunto il calcio Padova, sconfitto in casa il Feralpi Salò 1-0, gol di Ronaldo. Non ricordo grosse parate di Minelli, quindi abbiamo saputo soffrire e poi quando siamo ripartiti gli abbiamo fatto male. Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione di squadra e avevamo ancora il dente avvelenato dall'andata, quindi si è visto, oggi abbiamo dato tutti il 10% e se facciamo così siamo una squadra tosta.
Nelle parole dell'attaccante del Calcio Padova Edoardo Soleri, tutta la soddisfazione per un risultato corale. I biancoscudati agguantano il passaggio di turno grazie ad una prodezza di Ronaldo che al 24esimo del secondo tempo porta i suoi vantaggi. Il centrocampista brasiliano fa tutto da solo superando un avversario al limite dell'area, arrivando quasi sul fondo e scagliando un bolide sul primo palo, imprendibile per il portiere. No, sto bene, ci siamo allenati molto bene in questo mese che abbiamo ricominciato, quindi siamo contenti. Anche durante la quarantena ci davamo un programma da fare, quindi alla fine stiamo tutti abbastanza bene. Passaggio di turno quindi, ora tocca alla Juventus Under 23. La squadra di mister Mandorlini sarà impegnata infatti giovedì prossimo contro la seconda squadra della società piemontese. Ma alla fine noi giochiamo sempre per vincere, quindi non penso che sia diversa. Quindi andremo ad affrontare chi sia con la nostra mentalità di andare a fare male, e adesso avremo 3-4 giorni per preparare la partita e andremo a fare sicuramente una grande partita chi sia. Tra poco quindi arriverà il presidente Zaia. Intanto, come di consueto, diamo uno sguardo a qualcuno dei messaggi, sono tantissimi che ci state inviando. 340-3218-806 il numero a cui potete inviare i vostri appunto messaggi. E allora cominciamo. Tanti sono proprio commenti sulla situazione che riguarda soprattutto la cassa integrazione, quindi la situazione lavorativa di tante persone in difficoltà. Come chi ci scrive: vi rendete conto che uno deve vivere con una cassa integrazione di 400 euro che non viene neppure data? Sono ancora in attesa, scrive questo nostro telespettatore. Il mio stipendio è di 1.000 euro, a fatica arrivo a fine mese. Volete ora che possa vivere con 400 euro di cassa integrazione, pagando bollette, fare la spesa, mangiare? Così non si può vivere. E dice: facciamo così, io do la mia cassa integrazione a Conte, lui mi dà il suo stipendio, vediamo come fa a vivere, grazie. E ancora, relativamente proprio a questa cassa integrazione che non arriva, la cassa integrazione deve essere alzata almeno a 1.000 euro per poter mangiare, pagare le bollette, perché quelle non le hanno tolte, non hanno dato la cassa integrazione, ma le bollette bisogna continuare a pagarle, e quindi questo è un po' il messaggio che ci stanno lanciando questi nostri telespettatori. Ancora ricorderete qualche giorno fa che avevamo mostrato appunto le immagini relative al Pride Village di Padova, e c'erano parecchie lamentele, proteste, e allora questo nostro telespettatore scrive: scusate, qualcuno si lamenta del Pride Village di Padova quando a Roma ovunque si balla, nelle piazze di varie città, è la stessa identica cosa. Quindi vabbè, qua dice 2 metri 2 misure, 2 pesi 2 misure, si sa, insomma, la situazione dovrebbe essere equiparata un po' in tutta Italia. Gita di gruppo, su 40 persone 6 con la mascherina, gli altri tutti la tengono giù. E allora questa nostra telespettatrice scrive: ma che abbia sbagliato io a capire che la tengo da questa mattina? No, non ha proprio sbagliato, lei anzi fa benissimo a tenerla, soprattutto quando si parla, lei l'ha sottolineato, gita di gruppo, 40 persone, persone che non fanno parte di certo dello stesso nucleo familiare, di conseguenza l'obbligo è indossare sempre la mascherina, soprattutto quando si è tutti assieme e si tratta di persone che arrivano dalle parti più disparate. E ancora, mi dispiace per Conte, ma qualsiasi correzione del governo è inutile, è ora di cambiare, è troppo tempo che questo governo non fa nulla e attribuisce le colpe agli altri. Adesso invece andiamo a fare un discorso legato alle varie case di riposo, perché questo nostro telespettatore scrive che è dal 7 marzo che non vede la mamma che si trova in casa di riposo. Posso sapere quando è prevista l'apertura? Mia mamma ha 97 anni, infatti adesso proprio in questi giorni abbiamo sentito nel servizio relativo alla casa di riposo di Merlara nel Padovano, proprio durante questa edizione di Focus TG, che da oggi a Merlara vengono riaperte le visite agli anziani ospiti della struttura. Poi tutte le varie case di riposo si muovono, ognuno agisce come meglio ritiene, proprio per mantenere la sicurezza all'interno della struttura, e quindi insomma ogni casa di riposo dipende dalle decisioni della dirigenza, della direzione, per cercare di mantenere al massimo e tutelare al massimo gli anziani pazienti, che sappiamo benissimo, lo sappiamo dall'inizio di questa pandemia, che sono le principali vittime del Covid-19. Sono Denise di Mestre, buongiorno.
e dice: ho ascoltato l'intervista a Zaia, lo ringrazio di aver detto la verità sulla situazione delle spiagge a Jesolo. Questa nostra telespettatrice molto probabilmente si riferisce alla lunga intervista che il presidente Zaia ha rilasciato proprio ieri ai nostri microfoni, in cui Zaia a 360 gradi ha spaziato e ha fatto una fotografia della situazione ad oggi, appunto durante soprattutto l'ultima settimana, e ha parlato, lo ricorderete se l'avete seguita anche voi, anche proprio della situazione all'interno dei vari stabilimenti balneari, delle spiagge. Nello specifico questa nostra telespettatrice si riferisce alla situazione delle spiagge di Jesolo. La distanza tra ombrelloni non c'è, dice, la sanificazione è fatta in modo molto blando, mi riferisco alla zona compresa tra Piazza Mazzini e Piazza Brescia, e appunto da un cordiale saluto. Buongiorno, quando una persona, e qua andiamo invece all'imprenditore vicentino, quando una persona si comporta come l'imprenditore vicentino si manda a processo e poi in galera si fanno pagare i danni fatti. E adesso sentiremo invece quali sono le ultime novità a riguardo appunto queste misure restrittive da parte del governatore Zaia. Siamo puntuali, quindi grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche a tutti coloro che sono collegati da casa. Direi di dar subito inizio a quello che è poi la presentazione del bollettino e dopo passiamo anche alle altre informazioni. Allora, scusate, voi sapete che abbiamo superato il 1.000.000 di tamponi e siamo arrivati a 1.013.676. Ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore 11.791, quindi mediamente almeno 10.000 al giorno li si fanno. I positivi ad oggi in Veneto sono 19.327. 19.327. Sono più 9 nelle ultime 24 ore, ma rispetto al bollettino di ieri c'era uno in più. Ovvio che abbiamo caricato gli positivi delle ultime 24 ore. L'isolamento 768, meno 13. Il totale dei morti è 2024, una persona in più ha perso la vita. I ricoverati sono 169, dei quali 16 positivi. 169 dei quali 16 positivi. In terapia intensiva abbiamo 10 pazienti, dei quali, come potete immaginare, 2 positivi, perché sono i 2 positivi noti. I dimessi sono 3.611, numero invariato. I nati sono 76. Il bollettino, come vedete, conferma un trend che da molto abbiamo, che è quello, se consideriamo i 2 in più in terapia intensiva, siamo passati da 8 a 10, e i 2 in più ovviamente sono positivi, perché se arrivi in terapia intensiva, salvo casi estremi, ci arrivi anche con la positività, e si può dire insomma che la situazione è assolutamente affrontabile e definirei una situazione di tranquillità per il Veneto. Resta fermo il grande tema, da un lato, del rispetto di non abbassare la guardia. Anche questa mattina dei vostri colleghi mi chiedevano, e giustamente adesso vanno, come si può dire, si fa sempre più vedere immagini di assembramenti, feste e quant'altro. È assurdo, non bisogna abbassare la guardia, perché comunque il virus, se anche in maniera minimale, se anche con minor virulenza, c'è, e quindi l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti è fondamentale. Dall'altro, come vi ho detto l'altro giorno, c'è il grande tema del virus in importazione. Qualcuno dice: ma Zaia fa tutto sto casino per 5 contagiati. Allora, premesso che stiamo parlando di vite umane e stiamo parlando di salute pubblica, io non faccio nessun casino, sto semplicemente dicendo che dopo mesi di lockdown, dopo sacrifici che i veneti hanno fatto, trovo assurdo che ci andiamo a prendere il virus da fuori e ce lo portiamo a casa, fermo restando che in questo momento la situazione è sotto controllo. Prima di parlarvi dell'ordinanza vorrei farvi vedere cosa vi ho detto venerdì, perché trovo anche inaccettabile
che qualcuno dica Zaia ha fatto retromarcia. Io non ho fatto nessuna retromarcia, non ho mai annunciato ordinanze per rifare il lockdown e altre menate del genere. Voi ne siete testimoni, tanto è vero che lo avete detto anche i veneti, ma qualcuno a livello nazionale ha voluto far passare l'idea che qui si fossero annunciate attività di ulteriore restrizione, di chiusure di ristoranti, bar. Io non ho mai detto queste robe. Prova ne sia che vi ho fatto prendere la parte focale, diciamo, della famosa conferenza di venerdì, nella quale io parlo chiaramente di restrizioni che stavamo programmando relative agli isolamenti fiduciari, al TSO e alle cose che sapete. Diamo solo un'occhiata, anche perché, come si può dire, bisogna essere galantuomini nella vita, no? E non lazzaroni. Ma dura un minuto, cioè non è che... Andiamo massimo. Volume. No, scusate, non c'è volume. Aspettiamo un attimo. Ma non avete fatto le prove prima? Vabbè, lo vedremo dopo, via. Lo vediamo dopo. Non c'è volume. Allora vi dicevo, è fondamentale dire che oggi noi diamo, diciamo, compimento a quello che è stato il tema del venerdì e il fatto che dobbiamo prendere atto, e vedete che in tempi non sospetti, io ve l'ho detto, voi ne siete stati assolutamente dei notai impeccabili, quando vi ho detto da settimane, vi sto dicendo guardate che l'OMS deve darci un quadro della gestione sanitaria dei diversi paesi. L'OMS è l'ONU della sanità, non possiamo essere noi andare a valutare, a fare le valutazioni di rischio rispetto alla sanità del paese A piuttosto che il paese B. Dall'altro non posso non guardare dei dati e vi do solo un dato, dopo vi do la tabellina comunque, signori, ve la faccio avere. Avete risolto? No, non importa, dai, a meno che non abbiate un microfono portatile. Boh, allora niente. Allora dicevo, pensate solo che dal 1° di luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico. 28 contagi in una settimana su 5 milioni di veneti, probabilmente ci sono patologie che stanno aggredendo molto di più la nostra comunità in questa fase. Però dei 28 contagi, 15 sono di virus importato che coinvolgono stranieri. E non vi ho preso una settimana degli immigrati della caserma Serena di Treviso, però una settimana tranquilla, dal 1° di luglio. Quindi il vero tema emergente oggi, e guardate, lo dico a scanso di questo, che non venga fuori razzismo, altre robe, stiamo parlando di sanità pubblica, stiamo parlando della salute per prima di questi cittadini stranieri e poi ovviamente della comunità. Cioè il nostro unico interesse è che non si diffonda virus. Se osservate, questo tema sta decollando un po' in tutte le regioni, un po' in tutti i paesi a livello internazionale. Mi diceva stamattina la dottoressa Russo addirittura che c'è sempre più letteratura sui contagi transfrontalieri tra paesi che noi riconosciamo, diciamo, all'avanguardia dal punto di vista sanitario. La Svizzera con la Francia piuttosto che la Slovenia con l'Italia e così via, o altri casi che si possono citare. Faccio solo degli esempi. 15 su 28 contagiati dal 1° di luglio, vi do la tabellina, avete anche le nazionalità, 15 sono di nazionalità non italiana e sono o residenti che sono andati a casa e sono tornati, oppure sono residenti che hanno avuto sono immigrati stranieri, scusate, che sono residenti qui e che magari hanno avuto contagio nella loro comunità con persone rientrate. Allora, siccome il Veneto si è sempre dimostrato all'avanguardia, ringrazio la dottoressa Russo per appunto per il servizio che sta facendo anche col Dipartimento Prevenzione, noi abbiamo semplicemente annunciato venerdì un'ordinanza che mette un po' in fila alla luce. Capite, questo qui è come star lì a carburare, no? Bisogna sempre dare
l'aggiustatina. Adesso noi abbiamo capito che il tema del portarci il contagio a casa è il vero pericolo. Cioè il Veneto è sostanzialmente, si può quasi dichiarare indenne, no? Se dovessimo guardare, perché i nostri contagi che abbiamo, i 13 contagi sui 25 del 1° di luglio, cioè di questa settimana, i 13 diciamo veneti, sono o RSA o contagi familiari, cioè stiamo parlando di microfocolai, non stiamo parlando di cose importanti. Per questo io mi sono arrabbiato, io, Madonna, cioè, con tutto il lavoro che abbiamo fatto ce lo portiamo da fuori, a me sembra un assurdo, no? Un minimo di attenzione e magari qualche problema ce lo evitavamo. L'ordinanza è datata oggi, 6 luglio, è un'ordinanza semplice e anche complicata per quello che si decide, semplice perché è facile, comprensibile a chiunque, complicata perché bisognerà lavorare di più, questo è poco ma sicuro. Ripeto, l'ordinanza va nella direzione di dire abbiamo 2 isolamenti fondamentali, il positivo isolato e curato e il contatto stretto che è negativo che comunque è in isolamento fiduciario. Ringrazio anche l'avvocato Botteon che come avvocatura ha dato il cappello giuridico a questa ordinanza. Ve la leggo e ci mettiamo meno di quello che voi pensiate. Primo punto dell'ordinanza, obbligo di isolamento fiduciario. È stabilito come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 19 del 2020 l'isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi. Quindi 14 giorni di isolamento fiduciario chi ce lo fa? In caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone. L'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto avuto. L'isolamento dovrà proseguire in caso di accertamento di positività. Cioè tu stai isolato, metti che il 13° giorno diventi positivo, continui quei 14 giorni, a meno che tu non abbia bisogno di cure. Secondo caso, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Allora, questo allegato 1 che noi vediamo sono sostanzialmente i paesi europei, quindi stiamo parlando di paesi diversi dall'allegato 1, però prendiamo come riferimento l'allegato 1 che sono 36 paesi, perché sennò dovremmo citare ogni volta la lista del resto del mondo, no? Allora, questi 36 paesi non hanno quarantena entrando in Veneto, entrando in Italia. Allora, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Determina l'obbligo di isolamento fiduciario, l'isolamento a durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto. Quindi tutti coloro che vengono da paesi che non sono in questa lista di 36, 14 giorni, e facciamo chiarezza una volta per tutte. 3. Con presenza, cioè una parola sola, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5 gradi Celsius, è la stessa roba. Stessa roba. Fahrenheit è un'altra roba. No, non è Fahrenheit, sarebbe già un grosso guaio. No, ho detto che la compresenza di sindrome respiratoria, cioè difficoltà respiratorie e 37,5 di febbre, per capirsi, pone il soggetto in isolamento, o meglio fa un autoisolamento e contatta subito il medico. Fino a qua abbiamo riassunto e fatto chiarezza sugli isolamenti e come si fanno. Isolamento in strutture extraalberghiere. L'azienda ULSS che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'articolo 1,6 del decreto legge 33 del 15/5/2020, in relazione al numero dei conviventi in abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'azienda medesima, in collaborazione con la Protezione Civile, in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato. Allora noi diciamo che se c'è un'azienda ULSS che ha difficoltà a mettere in isolamento in famiglia delle persone, trova la soluzione ovviamente ad hoc, in strutture ovviamente dedicate. Punto 3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative.
E qua ci dobbiamo capire, cominciamo a entrare nella fase più complicata. Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening, quindi è obbligo, con tampone rinofaringeo per la ricerca del Covid, quindi stiamo parlando del coronavirus, tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, cioè entrano o tornano a casa, dopo un viaggio in un paese diverso da quelli dell'allegato 1. Cioè vuol dire che se io vengo dalla Tunisia, ci vengo per lavorare, faccio la procedura che poi vedrete, o se io sono un veneto che è andato a montare una macchina in Tunisia e torna a casa entro le 120 ore, comunque fa la procedura che adesso vi dico. Il caso della Serbia sarebbe stato tipico, no? Sono andati e avrebbero fatto subito la procedura. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo o faringeo all'arrivo in Veneto, quindi appena tornano a casa o arrivano in Veneto fanno il tampone, e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'ULSS, cioè gratuita. Stiamo parlando di aziende qua, signori. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda ULSS di riferimento e riammette temporaneamente il lavoratore se il primo tampone è negativo. Quindi arrivi, tampone negativo, torni a lavorare, evito di leggervi il resto, ti metti la mascherina chirurgica, c'è scritto, facciamo l'altro tampone negativo, ti togli la mascherina e lavori liberamente. Se tu non torni per lavorare, siccome sei nei paesi che non sono nell'allegato 1, ti fai 14 giorni di quarantena. Ovvero, se arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta la trafila. Obbligo di denuncia e segnalazione. È fatto obbligo per le direzioni generali delle ULSS e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui l'articolo 1 dei i tre articoli che avevo appena detto, cioè l'isolamento, il tampone per chi viene o rientra dall'estero o arriva dall'estero, della presente ordinanza di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo del 331 del codice procedura penale. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato. Quindi da oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria, quindi per mettere nelle condizioni assolute di controllare. Punto 5. Rifiuto di ricovero. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi dell'articolo 55 e successivi del codice di procedura penale. Quindi il caso della persona che ha titolo di essere ricoverata da un punto di vista clinico, no? Perché è positivo, ha sintomi, non può non essere ricoverato, si rifiuta il ricovero, ecco, se rifiuta il ricovero parte la denuncia d'ufficio, non si sta lì a dire ma vediamo, facciamo obbligo all'azienda ospedaliera di provvedere alla denuncia. Sanzioni. Nel caso di violazione dell'articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo di isolamento, cioè negativo che è in isolamento per capirci, si applica sanzione pecuniaria di 1.000 euro, questa la sapevate. In caso di violazione dell'articolo 3 si applica a carico del datore di lavoro, stiamo parlando
dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo, la sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda, quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro, in maniera tale che ci sia, come si può dire, siccome il servizio è gratuito, c'è solo la fatica di dire: cara ULSS, mi sta rientrando un lavoratore da uno di questi paesi, vieni a fare il tampone. Si richiamano tra le altre le sanzioni penali previste all'articolo 452 del codice penale, con reclusione da 1 a 12 anni, scusate, e dell'articolo 1,6 del DL 3320 e dell'articolo 260 del Regio Decreto, quello che è, con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro di multa. Cioè stiamo dicendo che se un positivo va in giro c'è il carcere, c'è l'arresto e c'è tutta una serie di attività che si possono fare. Le disposizioni finali ve le risparmio, che sono relative al conto corrente dove si verseranno ovviamente le sanzioni, e poi c'è la durata che è fino al 30 luglio, se non ricordo male. 31 luglio. Allora, qual è il tema? Il tema è quello di aver messo in ordine alcuni fattori che conoscevamo già, altri che abbiamo introdotto, come questo che è assolutamente innovativo del doppio tampone per i lavoratori che vengono dai paesi non dell'allegato 1 che vi daremo. Vi ho fatto l'esempio della Serbia, ma possono essere altri paesi, la Tunisia, tutto il resto, anche gli Stati Uniti, no? Voi sapete che gli Stati Uniti hanno la quarantena in questo momento. Avessimo noi un dipendente che va negli Stati Uniti e torna a casa dopo aver fatto la sua attività lavorativa, deve farsi 2 tamponi e stare una settimana con la mascherina. Ovvio è che ci aspettiamo che a livello nazionale si inaspriscano. A livello nazionale mi aspetto che si vada a inasprire il tema e quindi si riporti al penale l'isolamento fiduciario del negativo, perché ad oggi resta un'ammenda di 1.000 euro e noi non possiamo introdurre il penale su questo. Mi aspetto che sul ricovero coatto, noi ci abbiamo introdotto la denuncia d'ufficio eccetera, si provveda, e di questo ne ho parlato anche con il Ministro Speranza, e ho letto anche una sua intervista, ho visto che è in linea, si provveda a trovare una modalità che si può assolutamente identificare con un decreto, in maniera tale che i sanitari, che sono gli unici titolati, decidano se provvedere a un isolamento fiduciario presso la residenza di un positivo, e noi siamo assolutamente per questo, perché tutti quelli che possono essere curati a casa è bene che restino a casa, ma se il caso è grave, è una persona, un paziente che ha sintomi evidenti, eviterei di disperdere il virus in giro per il territorio, perché questo magari o questa non vogliono farsi curare. Vi lascerei spazio per le domande, immagino che ne abbiate, e ovviamente si è introdotto in questa ordinanza il tema dell'alternativa alla residenza per l'isolamento, qualora non vi fosse possibilità di fare un isolamento, diciamo, appropriato, di introdurre anche nuove strutture. Tosatto, Vanzan, Zambon, Fois, Giacomuzzo, se ho capito. Poi ovviamente sono a disposizione la dottoressa Russo per la parte di prevenzione e l'avvocato Botteon se avete anche aspetti di natura giuridica. Sì. Parlate forte, mi fate un piacere. Proviamo a gridare un po'. Presidente, buongiorno. Siccome lei ha toccato diversi punti, no? Vuole chiarire questo aspetto per cortesia, ovvero ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono mandati in un paese diverso da quelli segnalati nell'elenco, che immagino siano i paesi dell'Unione Europea, sì, più o meno. Più altri. Più altri. Tipo Andorra, Città del Vaticano, insomma c'è tutta una serie di paesi. Vabbè, comunque diciamo... Croazia che non ha Schengen. Ecco. Ci ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono inviati lì in questi paesi diversi da quelli dell'elenco dei 36 e vengono sottoposti a tampone prima
devono mantenere la mascherina per una settimana in attesa del secondo tampone se il primo è stato negativo. Cosa succede invece a persone di nazionalità straniera che hanno un contratto regolare in Italia, tornano in vacanza nel loro paese e poi rientrano in Italia? L'ingresso al posto di lavoro è identico. È la stessa? Identica cosa. Se invece tornano dal paese, e questa è un'eccezione che si fa solo per il posto di lavoro per ovvi motivi, si mettono in quarantena. Cioè il cittadino tunisino che torna a casa per le vacanze si fa 14 giorni di quarantena quando torna. Il cittadino americano che torna a casa per fare le vacanze va via e torna a casa, se non deve rientrare nel processo produttivo, si fa 14 giorni in quarantena. Dov'è il doppio controllo? Per voi dite, ma uno potrebbe dire che va in vacanza e invece va a lavorare. Il doppio controllo abbiamo nel datore di lavoro che abbiamo investito di una responsabilità a costo zero, dicendo se tu hai un lavoratore che mi rientra me lo segnali, altrimenti io so che è d'ufficio in quarantena per 14 giorni. Ma mi scusi, che differenza c'è dal punto? C'è una differenza. No, ma c'è un punto che proprio non capisco. Ma te lo spiego io. Te lo spiego. Il DPCM prevede che i lavoratori che vanno in questi paesi, se stanno per meno di 120 ore, 5 giorni, possono rientrare senza nessuna quarantena. E questo è il grande vulnus, no? Noi stiamo coprendo, ve lo ripeto perché giustamente qualcuno dice che parlo troppo forte. Allora, il tema qual è? Che oggi noi sappiamo che tranne questi 36 paesi, tutto il resto del mondo fa 14 giorni di quarantena se arriva in Italia. E fin qua ci siamo. Però il DPCM ci dice che andando in quei paesi un lavoratore o anche un cittadino qualsiasi dice vai, io sono del Marocco, vado a casa, sono gli aerei, ci vado a casa e ci torno entro le 120 ore, fermatemi se non sono chiaro, non ha l'obbligo di nessuna quarantena. E voi capite che questo è un problema non poco rilevante, perché in 5 giorni tu puoi avere contatti e eventuali infezioni che noi non riusciamo a governare. Quindi abbiamo introdotto questo nuovo elemento. Quindi facciamo un esempio tanto per capirci, un cittadino del Marocco che torna a casa e se ne sta per non più di 120 ore, non può essere sottoposto alla quarantena, ma può essere sottoposto al doppio tampone. Sì, ma noi lo intercettiamo in questo caso, l'unica cosa che possiamo fare nel posto di lavoro. Se quel cittadino è andato a casa, che so, a trovare un parente, a fare 2 giorni un matrimonio, una roba, e mi torna a casa e non va a lavorare, qui non ho più la collaborazione del datore di lavoro, resta il vulnus del DPCM. Cioè lui in teoria, anzi per legge, non è tenuto di mettersi in quarantena, perché è stato meno di 5 giorni di 120 ore fuori. Se invece se ne sta un mese, in questo quarantena è prevista. Capite che però sopra i 120 ore si fa la quarantena qui da noi, però quello è il tema. Poi c'è un tema di senso civico da un lato, no? Di dire riconosco che ho l'obbligo della quarantena, ma poi io la vedo anche sul fronte delle sanzioni, perché noi non possiamo basare tutto sul senso civico, perché ci sono alcuni, lo abbiamo capito, che tornano, non dichiarano che sono tornati, che controllo riusciamo a fare noi? Quindi il governo qui deve darci una mano sulle sanzioni, deve darci una mano sulle sanzioni. Io di questo sono assolutamente convinto. Ecco, mi scusi, facciamo un esempio molto pratico. Sì. Adesso c'è l'estate, magari è il periodo in cui in tante famiglie le badanti rientrano nel paese d'origine per le ferie. Sì. In una famiglia la badante parte, se ne sta un mese in Moldavia, tanto per fare un esempio. Che cosa succede a rientro? Noi comunque sei in Moldavia, anche se è nella lista europea, ti ricordo, e c'è l'obbligo del tampone, cioè il datore di lavoro ci deve segnalare la badante, perché noi abbiamo fatto un provvedimento ad hoc per le badanti. Quindi vi ricordate l'altro giorno abbiamo detto sulle badanti comunque si fa d'ufficio a prescindere dalla nazionalità, perché curano persone che... No. Prego?
Sì, è raccomandato, sì, assolutamente. È raccomandato per le badanti, sì, assolutamente sì. No, non l'avevo capito, scusami. Però sulle badanti noi abbiamo fatto questo provvedimento, no? Sapendo che comunque le badanti sono all'interno della lista di paesi per i quali non è prevista la quarantena, fra l'altro. Fondamentalmente, a meno che non ci sia qualcuno che viene da fuori, che so, dalle Filippine o da altri territori. Insomma, se la badante torna, il datore di lavoro, cosa deve fare? Ma guarda, io penso che il datore, parliamo delle badanti, a prescindere dalla nazionalità, c'è questa grande opportunità, che è un fatto di civiltà, che chi è la badante che rientra ci chiede gratuitamente al tampone e riusciamo a fare un monitoraggio. Io penso che nessuno voglia mettere a repentaglio la vita dell'assistito, dei familiari. Avete visto che con le badanti dell'altra volta abbiamo avuto infettati sia l'assistita che la figlia dell'assistita, oltre ad avere altre 4 persone del pulmino. Quindi è fondamentale fare il tampone. E la segnalazione, la richiesta va fatta all'ULSS. Sì. Considerate che questi sono tutti grandi flussi, stiamo parlando di grandi movimentazioni, quindi io ringrazio anche le ULSS per il sacrificio che faranno. Però stiamo tentando piano a piano di tappare le falle, che non sono grosse, però ci sono ancora delle falle dal punto di vista legislativo. Se il governo decidesse di normare di più questa fase, non sarebbe male. Vanzan. Possiamo un attimo ricapitolare, Presidente, cosa succede nei paesi, gli altri 36, cioè quelli che non sono nella lista di 36. Vado in Francia, torno, arriva un italiano francese o la badante francese o che ne so, tedesca, non ha obbligo di quarantena? No, ha solo raccomandato il tampone se è una badante. Perfetto. Il rischio comunque rimane, perché nulla esclude che in Francia o in Germania ci sia stato un contatto con persona positiva e che magari... Ma questo lo prevede la legge ALDA. Perfetto, benissimo. Il DPCM. Chi è che il datore di lavoro, sia che abbia una fabbrica e a quel punto deve fare per tutti quanti, cioè tutti quelli che rientrano, e se non lo fa deve pagare per tutti gli altri, o la badante, ci sarà un numero di telefono? Perché immagino che chiamo chi, l'ULSS generica, il medico di famiglia, noi diamo quello dei SISP, no? Diamo quello dei SISP, adesso per carità ben venga questa domanda, li allegheremo al comunicato di oggi, quindi se voi li ripetete poi nei vostri articoli. Perfetto. L'altra cosa invece, Presidente, quindi Carlo, raccogliamo i numeri. Quando c'è l'isolamento in una struttura extra che viene individuata dall'ULSS, perché? Perché magari nella casa c'è sovraffollamento, quindi non possono starci, a quel punto l'ULSS dice tu vai nel tot nell'albergo o nella colonia. Lo paghi però. Ma sai, allora noi abbiamo messo a carico... Un onere a carico dell'interessato vuol dire che se lo paga. Perché è previsto nel DPCM, stavo dicendo, no? L'abbiamo messo solo per quel motivo, il DPCM prevede che sia a carico. Va bene. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non provvedesse, nel momento in cui vi ritorna l'operaio, l'ingegnere, il tecnico a chiamare per fare il tampone, viene bastonato? Sì, viene bastonato diciamo, viene assolutamente, cioè sarebbe un fatto grave visto e considerato che è un'attività gratuita che diamo, quindi la colpa sta sempre dalla parte della sanità se non eroga il servizio a quel punto, no? Cioè l'unica fatica è chiamare, cioè mandare una mail, dire guardate io ho un lavoratore che mi è rientrato, nel frattempo lo fai lavorare con la mascherina, cioè non c'è nessuno, ecco questo chiariamolo, magari lo mettiamo anche un po' meglio sull'ordinanza questo aspetto. Cioè non si interrompe nessun processo produttivo, però vuol dare la tranquillità. Ricordo che se ti entra un positivo in un'azienda, dopo diventa un problema perché devi isolare mezza azienda o anche tutta l'azienda. Certo. L'obbligo di denuncia e segnalazione da parte dell'ULSS... Sì, giustamente, scusami, la sua Bottacini dice comunque, lo sanno prima quando rientrano oltretutto. Sì, perché non è che uno arriva a sorpresa, dice sono arrivato. Cioè, sì, hanno i turni di lavoro, quindi è una cosa programmata. L'obbligo di denuncia e segnalazione all'ULSS è nei confronti di chi? Nominativi che sono in quarantena? No, scusa? Cioè, io ULSS devo segnalare al sindaco e alle prefetture che Alda Vanzan è in quarantena. Sì. Ma come fa l'ULSS a sapere che io sono in quarantena? Perché abbiamo la lista, abbiamo la lista degli isolamenti, perché è predisposta dai SISP, è l'ULSS che stabilisce le quarantene. Se no ne avremo pochi in quarantena.
No, ma se uno torna, cioè torna in aereo e non ha sintomi, non ha niente, e non chiama il SISP? Deve segnalarsi? Cioè, la procedura, se me lo spiegate meglio. Sì, la procedura, io sono un cittadino americano, un italiano che arriva dagli Stati Uniti, torno a casa, mi devo mettere per legge in quarantena e devo segnalare la mia presenza all'ULSS, cioè l'ULSS deve sapere che io sono in quarantena. Quindi è il singolo che prima informa l'ULSS e dice io sono appena tornato da un paese che deve fare la quarantena. Quelli in quarantena per questo motivo sì, quelli in quarantena perché sono contatti stretti di un positivo, li sappiamo noi perché li provvediamo noi. Certo, ci sono due tipi. Hai obbligo di segnalarsi per legge? Sì, sono obbligati. No, giusta la domanda, così abbiamo chiarito, no? Le due quarantene. È proprio un obbligo di legge. E Fredo lì anche lì c'è un reato se esci di casa, anche se sei in quarantena perché sei tornato da un paese per il quale era prevista la quarantena. Possiamo, Presidente, fare un passetto indietro al 1° di luglio, il caso Prego. che sta occupando le cronache di questi giorni. Il Vicentino con il collega e i dipendenti che va in Serbia, torna, riparte, va in Bosnia, eccetera. Cosa doveva fare e cosa invece dovrebbe fare con la nuova ordinanza? Ma posso passare anche la parola alla dottoressa Russo se vuole. Così lo facciamo autentico della prevenzione. Diciamo, con la nuova ordinanza dovrebbe segnalare il suo rientro e quindi si fanno i tamponi. Sì, allora intanto c'è anche un punto dell'ordinanza che ha letto il Presidente che dice che un soggetto che presenta una sintomatologia e presenza di febbre chiama il medico curante e si mette in autoisolamento, in primis, questo indipendentemente dal fatto che torni da un paese, ma a maggior ragione se torna da un paese dove non è chiaro qual è la situazione epidemiologica. E secondo, in questo caso, se il soggetto era stato in un paese che non rientra, in questo caso non rientrava nei paesi che sono diciamo, elencati nell'allegato 1 di cui abbiamo parlato, dice che è tornato da quel paese e allora lui e i suoi collaboratori si chiedono un tampone che gli viene fatto. Gli viene fatto un tampone sul momento, adesso, e dopodiché gli veniva fatto anche prima perché aveva la sintomatologia, ma in questo caso sarebbe stato fatto anche ai suoi collaboratori che al momento non presentavano, al momento sono contatti stretti e non hanno e sono negativi e sono anche asintomatici. Comunque avrebbe fatto il tampone e se appunto risultava negativo continuava a lavorare fino al 5° giorno, questo per coprire al massimo la possibilità che poi possa insorgere la sintomatologia, se ne faceva un altro. La domanda potrebbe essere, ma se il periodo di incubazione è 14 giorni, perché poi non lo consideriamo? Lo consideriamo al 5-7 giorno per questioni di maggiore probabilità. Ciò non esclude, viene detto al soggetto, di fare l'automonitoraggio. Quindi nel caso in cui dovesse in qualsiasi momento, che sia dentro che sia fuori, da questa finestra temporale che definisce i 2 tamponi, presentare una sintomatologia, è chiaro che deve avvertire l'ULSS di riferimento. Dottoressa, scusi, ma non ho capito. Invece, senza questa ordinanza, cos'è che doveva fare il Vicentino? Doveva telefonare per dire che non stava bene e che era stato in un paese che è quello della Serbia, basta. Solo perché aveva sintomi correlati. Sì, c'è anche da aggiungere, da quel che si è capito dalla relazione del SISP, cioè se avesse avuto notizia di aver avuto contatti con persone Covid positive, adesso bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, ma noi abbiamo avuto notizia che lì c'è anche chi poi ha perso la vita oltretutto. Adesso io non so che qualità di relazione ci fosse e se avessero avuto un contatto stretto o meno, ma nelle nostre relazioni risultava insomma che ci fosse anche storia di un'infezione locale nota. Comunque stiamo parlando di persone sintomatiche che quindi avevano, a prescindere dalla Serbia, avevano l'obbligo di segnalarsi. Se posso aggiungere, Presidente, giustamente come dice il Presidente, poiché lui era a conoscenza e pensiamo del fatto che la persona con cui aveva avuto contatto era una persona insomma, che non stava bene, in quel caso non solo doveva diciamo,
autosegnalarsi per il fatto che aveva la febbre, ma doveva a maggior ragione autosegnalarsi per il fatto che era venuto a contatto con un caso sospetto o confermato. In quel caso invece c'è proprio l'isolamento per 14 giorni e quello è già stabilito. Abbiamo ora Zambò. Io, due chiarimenti. Prego. Sempre su questo punto. Buongiorno. C'è la lista di chi è in isolamento del SIST che quindi è completa, ammesso che tutti facciano anche il loro dovere nel momento in cui non hanno sintomi ma tornano e avvisano. La segnalazione alla prefettura oltre che ai sindaci è una novità? No. Era già quello che Sì, succedeva prima, ma Sì. adesso non è più così, quindi è stata reintrodotta così come era durante il Ma lockdown? adesso è stata, diciamo, prego? Sì, viene rimarcata, ma diciamo viene anche strutturata, nel senso che poi abbiamo le ULS che si muovono ancora in maniera più pesante su questo fronte. Ok. L'altra cosa, forse per l'avvocato Botteon le ultime due, precisamente che tipo di denuncia si configura nel momento in cui c'è il rifiuto a ricovero? Scatta la denuncia d'ufficio, per cosa? Vai, avvocato. Velocissimamente, ecco, quando c'è un ricovero che viene richiesto da parte della struttura sanitaria a una persona, c'è un accertamento di una situazione di particolare gravità, quindi c'è consapevolezza da parte del soggetto della gravità della sua condizione e se questo riguarda il contagio Covid con la possibilità di diffusione, c'è la possibilità di contestare il reato almeno colposo dell'articolo 482, quindi c'è una fattispecie. Che articolo, scusi? 482 del codice penale, derivante dal fatto che non siamo di fronte a un caso in cui uno ha semplicemente la febbre e deve decidere se ha un'infezione respiratoria che è un elemento soggettivo, non particolarmente chiaro e quindi ci può essere anche incertezza nella valutazione dell'esistenza del presupposto per la sottoposizione all'isolamento. Qua siamo di fronte all'ipotesi in cui c'è una struttura ospedaliera che dice a una persona: ti ho accertato il contagio, non solo hai il contagio, ma sei in una condizione di particolare gravità, devi rimanere qui a farti curare. È vero che questo è il problema appunto statale che diceva il Presidente, le cure sono assolutamente volontarie, ci si può sottrarre, no? Principio costituzionale, ma se tu ti sottrai a questa cura nel rispetto delle libertà costituzionali, sai che puoi incorrere comunque in fattispecie di reato determinate, previste da altre norme dello Stato in relazione non a mere ipotesi di pericolo di contagio, ma a una situazione effettiva di possesso del contagio. E si parla di diffusione di germi patogeni. Sì, ovviamente si tratta di norme del 1942 che usano le espressioni diffuse in quel periodo di tempo, ma non siamo noi ad aver immaginato l'applicabilità di queste specifiche norme del codice penale in relazione alle ipotesi Covid. È il legislatore che ha espressamente richiamato, diciamo in via cautelativa, il 452 che è la fattispecie, si dice, l'ipotesi colposa, no? Quella di chi diciamo, accetta il rischio di diffondere il contagio e non ha ancora e non ha la volontà, non ha il dolo di diffondere il contagio stesso. Però c'è sempre il colposo. Però. Ma il colposo è espressamente previsto da una norma in generale, appunto il colposo non è una fattispecie automatica, qui c'è una ipotesi molto, tra l'altro severamente punita, di applicazione della sanzione penale, anche solo per il fatto che uno si pone in una condizione di possibile trasmissione del contagio. Un'ultima cosa a proposito delle ricadute poi penali. Il Presidente diceva una previsione di reclusione da 1 a 12 anni in un caso e nell'altro da 3 mesi a 18 mesi. Che differenza c'è? Ecco, il primo caso, quello con la sanzione molto grave che va appunto, arriva fino a 12 anni, no?
per l'ipotesi di dolo, perché è inclusa anche quella possibilità, quella è appunto la sanzione che viene applicata al caso evidentemente molto grave, per esempio di chi si sottrae a un ricovero per cui sa perfettamente di essere contagiato, sa di essere addirittura in una situazione di obbligo di cura e sa che, perché lo sanno, è assolutamente fatto notorio, che l'uscita può determinare il contagio. L'altra ipotesi, quella punita con una sanzione meno grave, punisce la disobbedienza a un provvedimento esplicito dell'USL o del sindaco di sottoposizione alla misura dell'isolamento, a prescindere dalla gravità della condizione fisica di patologia del soggetto. Potrebbe essere necessariamente un positivo, ma un positivo asintomatico, un positivo che ha un grado di pericolosità inferiore rispetto a quella di chi invece è richiesto o addirittura riceve un ordine di ricovero. Grazie. Fois. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle se è previsto qualche cosa anche per gli albergatori, vale a dire un albergatore che magari ha adesso sul tavolo una prenotazione che arriva da un paese che non fa parte delle 36 nazioni. C'è la quarantena, è già, cioè il cittadino statunitense che prenota in questo momento, ma così accade un po' per tutti i paesi europei, sa che deve fare prima la quarantena. Per cui anche se qualcuno che magari ha affittato una macchina e arriva dalla Germania, per cui non è entrato direttamente in Veneto, cioè in Italia, dopo possiamo valutare tutte le alternative del mondo. Chiedevo se l'albergatore deve segnalare il fatto o una persona che mi arriva dagli Stati Uniti. Qualsiasi cittadino che è in possesso di informazioni utili per prevenire il contagio le deve segnalare, punto. Però insomma io non andrei a lambire l'ambito turistico, perché oggettivamente noi abbiamo consegnato una situazione di assoluta tranquillità, e quindi l'appello che faccio io è che si continui a prenotare senza nessun problema. Avete visto, abbiamo una sanità performante e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo aperto, diciamo, questa nuova finestra rispetto a questo. Ripeto, per essere proprio, andare alla sintesi, proprio al nocciolo della questione, c'è una norma che prevede che fino a 5 giorni di uscita nei paesi nei quali sarebbe prevista la quarantena per rientrare non si fa quarantena. Capite che il virus è una questione di qualche istante, non di 5 giorni. Allora noi intercettiamo tutto il blocco di coloro che tornano al lavoro entro i 5 giorni, no? Poi c'è tutto il blocco di quelli che vanno al matrimonio, tornano a casa perché magari non lavorano, che noi disconosciamo, cioè non siamo a conoscenza di questo. Quindi il PCM qui dovrebbe fare chiarezza. E io farei fare che a partire dai 5 giorni bisogna fare chiarezza. Il Veneto interviene oggi dicendo che quantomeno per i lavoratori che vanno in contesti di assembramento, di comunità, ci sia ovviamente un piano di sanità pubblica, ed è esattamente quello che abbiamo deciso, che è una grande novità, che si affianca a un DPCM invece che lascia un pertugio importante aperto. Vi è sufficiente, ragazzi? Giacomo. Prego. Sì, buongiorno. Volevo chiederle il contatto che ha avuto col ministro Speranza, se ci sono novità, quando risale e che tipo di feedback le ha dato. Sì, ciao. Guarda, io ne ho parlato venerdì e anche sabato mattina, che ci siamo sentiti sul Presto, fra l'altro penso alle 6, una roba del genere. E abbiamo parlato un po', capita che ci sentiamo e abbiamo parlato anche di questo. Ma il ministro Speranza, per carità, lui non comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche un'intervista, per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizione di ricoverare. Poi c'è qualcuno che dice ma Zai ha parlato di TSO, il TSO non si fa solo per malattie psichiatriche, noi nell'immaginario collettivo c'è quella, no? Vanno a prendere il malato di mente e lo portano in ospedale, il TSO lo si fa anche per epidemie, per altre attività, per cui poi qua c'è un esperto di prevenzione, ve lo può
Fraudo, vogliamo dire il TSO per cosa si può fare? No, allora ditelo tutte e due. Interviene anche il dottor Botteoni. Allora, il TSO è un trattamento sanitario obbligatorio e la definizione stessa dice che quando viene definito questo deve essere applicato. Viene disposto dal sindaco e viene confermato da un medico, generalmente un medico di sanità pubblica. Le motivazioni possono essere di natura psichiatrica, quando la persona deve sottoporsi ad un trattamento per il bene di se stesso, perché può procurarsi un danno di cui non è magari consapevole e può rappresentare un pericolo anche per gli altri. E questo è il primo e forse anche il più conosciuto. Però si applica anche nel caso di alcune malattie infettive, quando il soggetto, pur essendo a conoscenza del pericolo che può avere lui stesso, ma soprattutto del pericolo che la sua condizione può riservare agli altri, non intende far sottoporsi a terapie o a cure che possono ridurre queste evenienze. Un trattamento sanitario obbligatorio si può applicare per esempio ad un soggetto con una tubercolosi aperta che non vuole adottare nessun tipo di terapia per se stesso e non vuole fare nessun tipo di attività che possa ridurre quella che è la sua contagiosità. E anche in questo caso, quindi nel caso anche di altre situazioni epidemiche. Non so Franco se volevi aggiungere qualcosa. Quelli famosi, sono proprio quelli della legge Basaglia, del 180 del 78, e della legge di riforma della sanità, sempre del 78, che esprimono appunto il principio generale per cui i trattamenti sanitari sono o volontari o obbligatori, ma per essere obbligatori ci deve essere proprio una previsione di legge che individua i presupposti e quelle appunto specifiche sono ben definite, ecco. Quindi qui a livello regionale è chiaro che si va male a prevedere delle ipotesi che non hanno questa copertura, perché siamo di fronte a diritti costituzionali e a libertà individuali. Comunque avete capito che non sono solo malattie mentali. Secondo me qualcuno faceva lezione sui giornali del fatto che è sbagliato. Posso? Prego. Posso chiedere? C'era la Giacomuzzo. Scusami. Cristina, ti è sufficiente? Avevo un altro dubbio. Il mio vicino di casa, esempio marocchino, va e torna anche oltre, torna dopo 2 settimane. Deve fare la quarantena. Non si mette in isolamento, lo vedo che gira tranquillo. Ha un reato. Allora, io cittadina devo segnalarlo, è sempre al SISP allora? Sì, sì. Grazie. O all'autorità giudiziaria, cioè uno può anche essere denunciato, cioè non è che... E Filippo c'era la TGR, poi tu. Ecco, se parli, grazie. Solo un chiarimento, sempre si parlava anche delle misure carcerarie fino a 12 anni di carcere per chi rifiuta il ricovero, si parla anche di sanzioni pecuniarie. Sì, c'è l'avvocato. E comunque mi sembra di capire, giusto per fugare ogni dubbi, il TSO ricovero coatto non può essere deciso dalla regione, deve essere una cosa che vi aspettate a livello di decreto. Al momento no. Ok. Va normato rispetto al coronavirus. Se fosse una tubercolosi sì. Filippo. Capite che è una contraddizione, no? E, avvocato, rispetto alle misure carcerarie, chiedeva, puoi ripetere per favore? Se erano previste anche multe particolari, si parlava dei 1.000 euro a livello di aziende. Per il 452 no, c'è la limitazione della libertà, quindi reclusione, insomma, da un minimo a un massimo. C'è l'altra ipotesi che è quella della disobbedienza, all'ordine dell'USL, di stare comunque a casa perché positivi, anche se asintomatici, anche se non, in condizioni di patologia evidente, ecco lì ci sono quei famosi 5.000 euro di massimo di sanzione penale, non amministrativa, perché appunto la sanzione amministrativa in questa materia è limitata a livello regionale a 1.000 euro massimo. E l'arresto? E l'arresto per il penale, certo. Filippo.
Sì, per tornare al discorso del TSO su cui si erano, come dire, alimentate delle aspettative evidentemente infondate, pare di capire che il ricovero coatto non è possibile, non è previsto. Ma questo l'abbiamo detto subito, ma la denuncia non era prevista, adesso è prevista. Quindi cioè beccarsi una denuncia perché ti rifiuti di farti ricoverare. No, ma dico per chiarire. Sì. Quindi il fatto nuovo è la denuncia penale automatica, chiamiamola così. Sì, la denuncia, sì. La denuncia, insomma. Poi sarà il magistrato a capire in che alveo andrà, no? Certo. Io avevo un'altra domanda da fare che riguarda i suoi rapporti con il governo, perché ho come l'impressione che in questa lunga fase vi siano interlocutori di governo con i quali lei dialoga, collabora, altri invece con cui ci sono forse dei problemi, comunque ci sono delle divergenze. Lo dico perché sabato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, in una nota da lui firmata, scrive letteralmente che il Presidente Zaia è caduto in uno stato confusionale e le contesta il fatto di essere passato nel giro di pochi giorni da messaggi distensivi a messaggi allarmistici, a messaggi nuovamente distensivi, all'annuncio di una ordinanza restrittiva. Ecco, questo fatto mi ha colpito perché viene da un esponente del governo, insomma. Ho rapporti zero. Cioè, non so. Di cosa si occupa? L'editoria. C'entra niente con la sanità. E io direi che c'è Zambon, Vanzan, poi possiamo concludere se non ci sono altri. Era per cambiare un po' argomento. Prego. Basta che non ci risponda come al solito che i sondaggi sono dopati dal coronavirus. È vero, se Conte prende più di me vuol dire che sono dopati. Vabbè, no, ma lo ha dico capito che simpaticamente. parliamo della classifica del Sole Sì. 24 Ore, che quest'anno mi pare di capire gli dà 10 punti percentuali in più dal 60 al 70, se ho visto bene. Non lo so, guarda, non ho visto. Quindi evidentemente Ma sai, è un io cambiamento. posso dire, dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, pensate a tutta la squadra della sanità, tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Da un punto di vista statistico si direbbe che il campione non è significativo, perché stiamo parlando di 100 giorni di coronavirus e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori, altri che non c'entravano nulla con la sanità e quindi qualcuno se li ha anche dimenticati. E andremo in un periodo ordinario prima o poi. Poi se io dico, come ho detto l'ultima volta, mi viene sempre in mente il sabato del villaggio di Leopardi, no? Leopardi alla fine dice che è meglio il sabato della domenica. E quando ti arriva il sondaggio sei già la domenica, no? Perché poi pensi già che arriva lunedì e la festa è già finita. Poi il mio professore di statistica all'università diceva: guardate, la statistica è una bestia strana, perché a volte si dice che gli italiani mangino un pollo a testa all'anno, ma poi la verità è un'altra, che alcuni ne mangiano 10, altri non li vedono mai i polli, e quindi sono un fatto di numeri, no? Il miglior sondaggio è quello della gente, è quello dei cittadini che ci sono vicini, fanno sentire il loro calore, capiscono quando siamo in difficoltà, comprendono gli errori quando li facciamo e ci aiutano quando dobbiamo fare le scalate più difficili, e con il coronavirus lo hanno dimostrato. Lanzan e poi chiudiamo. 3 flash, Presidente. Perché l'ordinanza è valida solo fino al 31 luglio? Ma sai, Alda, per un fatto proprio ormai direi di consuetudine, no? Perché di mezzo ci sono sempre i DPCM, potrebbe accadere che il governo col DPCM che scade il 15 decida di sistemare la partita del TSO e decida di sistemare la partita del vulnus dei 5 giorni del periodo di rientro entro i 5 giorni dai paesi per i quali è prevista la quarantena obbligatoria. Quindi
Prudenzialmente abbiamo messo il 30, potevamo mettere anche il 15, ma il 15 dopodomani ha detto mettiamo il 30. L'altra cosa, noi abbiamo parlato dei turisti che arrivano in Veneto a fare le vacanze, parliamo dei veneti che vanno all'estero, vale anche per loro? Sì, è cioè, reciproca. se lei Presidente domani va negli Stati Uniti, quando torna sta 14 giorni in Sì, è quarantena. obbligatorio. Perfetto. Avete fatto una stima di quanto costerà alle casse pubbliche dover fare tutti questi tamponi? Risposta semplice no. No, però insomma, Stanne? lo affrontiamo, io penso che abbiamo 14 laboratori di microbiologia, abbiamo il SISP, le nostre aziende ospedaliere, insomma cercheremo di dare risposta anche a questa. Io la considero anche un fatto di civiltà, no? Pensate, un lavoratore che entra in un processo produttivo dove ci sono centinaia di lavoratori, ci creano dei focolai gratuitamente, non ne vale la pena. Anche perché stanno assieme 8 ore, cioè non è che passano al bar e i giochi è una roulette russa, lì ci stanno proprio assieme. Peraltro voi sapete che in base all'accordo sindacale è previsto che a distanza superiore di 1 metro non si porti neanche la mascherina nell'ambiente di lavoro, per cui questo inquieta ancora di più, no? In caso di un positivo. Io ne avrei anche un'altra, Presidente, riguardante sempre il caso del Vicentino, nel senso che la famiglia e l'azienda hanno pubblicato sul sito della fabbrica una nota in cui dicono che il signore in questione non è uscito di casa, cioè quando è stato messo in isolamento fiduciario, ha rifiutato il ricovero, è andato a casa, fino al 1° luglio, quando è stato effettivamente ricoverato, dicono non ha fatto vita sociale, non è andato a ballare o altro, ha avuto però degli incontri. Vi chiedo, ha incontrato il maggiordomo o ha incontrato il mondo a casa? Cosa sapete dalle interviste che l'ULSS vi ha Noi abbiamo solo una relazione, adesso do la parola alla dottoressa Russo. Posso dire però che c'è una certezza sulla quale nessuno può dire il contrario, che stiamo parlando di un sintomatico, a prescindere dal fatto del prima dell'ospedale e dopo dell'ospedale. Stiamo parlando con una persona che aveva sintomi, perché lo ha dichiarato, che se non li ha avuti, cioè il fatto che tu hai, che so, la febbre piuttosto che la tosse, queste robe sono dei sintomi per i quali tu dovresti subito allarmarti. Prego. Allora, a questo proposito l'ULSS ci ha riferito che la persona non è uscita, secondo quello che sanno loro, dall'isolamento obbligatorio da quando è stato dopo, diciamo, la accertata positività al virus. E risulta che lui ha ricevuto delle persone con mascherina che sono solo andate a vedere come stava e che erano suoi ospiti. Si sa quante? Ha riferito quante? Ma mi sembra, ma non sono sicura di queste, che fossero 2 persone. Io suppongo che si siano affacciate alla camera dove questa persona era per chiedergli come stava, insomma. Però per correttezza lui l'ha riferito. Sì, però forse anche per correttezza bisogna ricordare la storia dal 25. Certo. Perché sennò alla fine viene fuori che sembra una banalità sta roba. No, non per ridurre diciamo quello che è, insomma, il comportamento in questo ultimo caso. Tra l'altro questi 2 soggetti comunque sono anche questi in isolamento, perché erano ospiti che erano stati alla cena che lui aveva fatto prima. Ecco. Sì, però dal 25 cosa è accaduto? Allora, da quando lui è rientrato e presentava questi sintomi che erano, diciamo, potevano essere compatibili con la malattia, visto anche i contatti che aveva avuto in Serbia, non ha fatto nulla, ha continuato a condurre la sua vita, da quello che ci risulta, soprattutto diciamo, frequentando dei contesti con la presenza di numerose altre persone, quindi una festa, un funerale, insomma altri incontri. Questo è quello che ci risulta. Soltanto quando l'aggravamento dei sintomi l'ha costretto ad andare in pronto soccorso è stato fatto un tampone, si è accertato che era positivo, da allora necessariamente posto e soggetto a quarantena obbligatoria. Non è uscito dal domicilio da quello che ci viene detto, ma ha ricevuto la visita di queste 2 persone per accertarsi delle sue condizioni di salute. Queste persone erano state alla festa e pertanto sono state poste in isolamento come gli altri. Poi il resto, insomma, lo sapete. La denuncia, la segnalazione dell'ULSS Ottoberica è stata consegnata in queste ore? Ha detto
Pavesi che lo ha detto ancora sabato, immagino abbia fatto sabato, e poi questo compete al direttore Pavesi, è stata fatta sabato. Sì, non è roba che seguiamo noi, la fa direttamente il direttore. Quindi queste 2 persone sono ulteriori 2 persone in isolamento? Erano alcune persone che erano presenti anche alla festa. No, erano tra quelle poste in isolamento, solo che queste persone erano ospitate nella casa, adesso non so naturalmente, e quindi poiché appunto c'era stata questa accertata positività, sono andati a vedere qual era la situazione, insomma a parlare con lui. Erano già in isolamento, sono ancora in isolamento come tutti gli altri contatti. Le persone contagiate in tutta questa vicenda sono 5. Sono 5. Sono 5 compreso il malato, sì. E a proposito della c'è un tampone che dobbiamo verificare. Sì, c'è un tampone. A proposito della cena per cui mancavano all'appello circa 80 persone un paio di giorni fa, ci sono stati degli sviluppi? Qualcuno si è fatto? Allora, da quello che sappiamo, da quello che so io, dall'ultima relazione, che non è di stamattina ma è quella di sabato, erano 52 i soggetti posti in isolamento. Mi scusi dottoressa, io non ho capito, chiedo scusa. Le 2 persone che sono andate a trovare il signore in isolamento a casa, nella sua casa, e lei dice erano suoi ospiti, nel senso che dormivano da lui? E queste erano già in isolamento? No. Allora, nel momento in cui il soggetto è risultato positivo, lui ha dato l'elenco di alcuni ospiti di alcune persone che erano presenti alla festa. Alla festa, non ok? Tra cui c'erano questi 2 soggetti. Poi lui ha riferito successivamente che il 30 queste persone erano andate a chiedergli come stava. Queste 2 persone erano ospiti nella sua residenza. Comunque la situazione è circoscritta e questo è l'aspetto positivo. Non contiamo di avere altri positivi negli isolamenti e facciamo anche gli auguri, spero di pronta guarigione, al Signore, visto e considerato che poi si è anche aggravato. Le informazioni che abbiamo sono di un recupero e veramente speriamo che recuperi velocemente. E con questo chiudiamo. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Abbiamo appena sentito dunque le nuove misure che sono state prese dalla Regione, tra l'altro misure che riguardano soprattutto il discorso di quarantena nei confronti di chi entra o chi esce dall'Italia, nello specifico nella Regione Veneto, misure molto più dure e giustamente si tratta di tutelare e rispettare la salute di ognuno di noi, insomma di se stessi e del prossimo. Di conseguenza misure molto restrittive, scatteranno anche le denunce, abbiamo sentito direttamente dal governatore Zaia. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio. Alle 16:30 lo spazio è dedicato allo sport, ginnastica dolce, zumba e tai chi, e poi alle 18 come sempre l'appuntamento è da Padova, dalla Basilica del Santo, con la messa in diretta. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia, un buon pomeriggio a tutti voi.